I misteri del Veneto raccontati dal giornalista scrittore Alberto Tosofei, storie antiche e moderne, dolci o tragiche, frutto di oltre 2 millenni di trasmissione orale che sono diventate tradizione popolare. Questo è il tema della serata noalese della rassegna Sotto le stelle a parlar di Veneto, promossa dalle Pro Loco del Decumano. Siamo felici che questa rassegna promossa dal Decumano faccia tappa anche qui a Noale. Ci siamo preparati e organizzati bene perché per noi è un grande evento in questa estate così particolare, segnata da questa emergenza che ci ha costretti a mettere un po' da parte i grandi eventi. Alberto Tosofei capita proprio a fagiolo qui a Noale perché siamo nella città che ha uno degli archivi più ricchi del Veneto, con tanti studiosi, ricercatori anche noalesi che con la loro passione e la loro competenza trovano ogni anno qualche storia, qualche aneddoto particolare da questo archivio. Quindi siamo pieni anche noi di storie misteriose. Un patrimonio culturale di racconti e storie di grande valore. Sono un corpo di leggende assolutamente straordinario. Il Veneto ha un patrimonio immateriale che è straordinario e che arriva in moltissimi casi a dare il nome ai luoghi. In Laguna il fondo dei Sette Morti, nel Polesano il Gorgo della Sposa e nel Padovano il Gorgo della Novizza, ma abbiamo le valli dell'Orco e poi varie fontane, i fiumi con le anguane. In linea di principio il Veneto è ricchissimo di figure dell'immaginario, orchi, fade, salvanei, massarioi, di luoghi misteriosi, il Bus della Lum, così come moltissimi castelli, e anche di luoghi infestati, cioè abbiamo tantissimi fantasmi nei castelli, nelle ville ricchissime di cui siamo fortunati detentori nel presente. Ma queste storie sono vere o sono false? In linea di principio c'è sempre un fondamento storico, c'è sempre qualcosa di storico che sta alla base di forse un'invenzione che però in moltissimi casi nasce e perdura nei secoli. Sono storie antichissime, spesso raccolte dalla tradizione orale anche grazie a Spettacoli di Mistero, che è il festival dei misteri veneti che da 12 anni prende corpo a novembre in tutta la regione, grazie alle Pro Loco del Veneto e grazie alla regione che lo finanzia in buonissima parte.